È bastato un gol di Federico Alonzi al primo centro in campionato alla Nuorese per espugnare il difficile terreno di Muravera, una vittoria che dà ai verdeazzurri il quarto posto in classifica con 12 punti. La Nuorese è preceduta dall'Ostia Mare con 15 punti e dalla coppia Arzacchiana-Albalonga con 13. Per la formazione allenata dal tecnico Marco Mariotti un successo pesante, il secondo consecutivo fuori casa dopo quello ottenuto a Rieti. La squadra sta rispondendo ai dettami tattici del tecnico e mostra progressi gara dopo gara. I giovani arrivati quest'anno si stanno distinguendo e tra questi senz'altro Alonzi che nel giro di 4 giorni ha messo a segno 2 gol. La Nuorese ha ampi margini di miglioramento, ma occorre archiviare quanto prima la vittoria di Muravera e pensare alla prossima sfida proposta dal campionato che non dà tregua. Domenica Alfloghieri arriverà una delle favorite alla vittoria finale, la Viterbese. I castrensi, nonostante il successo sul Castias per 2-1, hanno esonerato l'allenatore Stefano Sanderra e si presenteranno al Alfloghieri con una nuova guida tecnica. Un motivo in più per intensificare in settimana gli allenamenti e preparare al meglio la sfida con i laziali.